Nuraghe Palmavera. Ecco qui il nuraghe Palmavera. Qua siamo all'interno. Sì, molto bello. Guardate questo interno, veramente bello. Veramente suggestivo. Però non andare sulla strada. Questo è più bello perché quello sembrato lavorato è. Questo è fantastico. Anch'io ho preso cose archeologiche. Scalinata che porta verso la cima del nuraghe. Eccoci al punto più alto del nuraghe. Nuraghe Palmavera, in prossimità di Alghero. Consiglio di visitarlo perché veramente ne vale la pena. Una delle tante bellezze della mia terra madre. Guardate qua che spettacolo.
Potete vedere, bellissima zona archeologica. Tra il VI e il VII secolo il nuraghe viene utilizzato come casa del capovillaggio e della sua famiglia, luogo di difesa e stoccaggio di beni. Al contempo è un punto di avvistamento e controllo del territorio. Un vero e proprio pezzo di storia. Qua siamo nella zona del retro. Bellissimo pezzo di storia della cultura sarda. Stupendo, veramente stupendo. Porto Conte. Sempre nei pressi di Alghero.
Si vede anche il fondale, che l'acqua è abbastanza bassa. Possiamo vedere anche un po' di pesci. Ecco un bel branco di pesciolini. Guardate qua. Prendo qua. Ciao carissimo, che mi racconti? Un po'. Ah. Allora, da qua si può ovviamente ammirare un bellissimo panorama. Si vede anche Capocaccia. Qua abbiamo il faro. Eccolo qua. È spettacolo, eh. Questa si chiama Sardegna. Questa si chiama Sardegna, gente. E chi vuol capire capisca.